Introducendo una piccola modifica chirurgica al regolamento attuativo della legge 50 sul commercio, si stravolge e si va in contrasto con l'impianto della legge stessa, nel senso che si liberalizza la costruzione in zone agricole di centri commerciali, una legge che era nata per lo stop alla diffusione dei centri commerciali e per il recupero di aree degradate all'interno dei centri storici e per il rilancio degli stessi, si va in senso contrario. Questa è una cosa che può rischiare di diffondere nel Veneto una miriade di centri commerciali con un consumo spropositato enorme di suolo agricolo produttivo. La riteniamo ad personam perché permette in qualche modo ad un investimento che è in potenza ancora, quale quello di Agrivilla Musile di Piave, di essere eseguito immediatamente, cosa che prima non si poteva fare perché confliggeva con quella che era la legge del commercio regionale. Allora, partendo dal fatto che tutti, compresa me, siamo interessati a valorizzare quel territorio che è il territorio in cui sono inserita io e a valorizzare i prodotti tipici locali, non per questo si può stravolgere il concetto di consumo di suolo da oggi a domani con un parere di giunta.